Intanto il territorio è in qualche modo una letteratura, nel senso che il territorio è una storia di narrazioni morfologiche, chimiche, fisiche. Quindi il territorio non è insomma, un pezzo di gesso buttato lì, il territorio ha una sua storia, ci condiziona, ci caratterizza, no? Quindi il territorio è un grande protagonista in sé. E quindi nascere a Vittorio Veneto diverso che nascere a Venezia, che nascere a Istrana, cioè il luogo in cui tu nasci in qualche modo è un campo di forze. No? E Tipoteca è un luogo dove naturalmente si fanno i conti con le parole, con le lettere, quindi abbiamo accettato ben volentieri, siamo stati invitati dal Consorzio che ci ha messo in contatto appunto con la classe del Flaminio e loro sono venuti fisicamente 2 volte a lavorare da noi e a comporre i testi che sono stati prima composti con caratteri mobili diciamo d'epoca e poi sono tornati una seconda volta per stampare. Sì, è importante per i ragazzi perché trovano non solo una ipotesi, una possibilità di conoscenza del posto dove loro stessi vivono e di approfondimento della loro realtà, ma anche con questo tipo proprio di esperienza la capacità di fare, di produrre, ma anche di fare comunità, di costruire una narrazione, far vedere cosa si sta facendo. Le colline del Prosecco Superiore di OCG sono anche la storia di vite, di invenzione, di capacità di fare, di comunità che si mettono insieme, di arte e di letteratura e quindi tutto insieme raccontato sarebbe veramente molto bello.